Franceschini il beneficio di essere ferrarese, quindi un leader un po' più vicino a queste terre, o no? Sì, o non gli basta? Sì, però a me piace rispondere. Racconta a Franceschini che Bossi in una trasmissione gli diede il romano e gli disse a casa mia. Luigi, a me piace rispondere anche agli inviti che ci rivolgono i telespettatori e mi trovo in una condizione un po' veramente... Cioè, trovo un po' indispettito a dover prendere le difese del centro-sinistra, diciamo così. Non lo faccia, non l'obblighiamo. Ma a noi di PNE piace veramente essere oggettivi e dire le cose come stanno. Se una cosa va nella direzione giusta, che sia di destra, che sia fatta da Berlusconi, da Tizio, Caio, Sempronio, è lo stesso, è giusta. Allora, la signora di prima ricordava che nel nord-est la scorsa legislatura, quei 2 anni di Prodi, sono stati sforati da tasse inique e così. Beh, personalmente signora mi sento di dissentire, cioè nel senso Prodi, non perché lo voglia difendere, le ripeto, l'unica cosa di bello che ha fatto è stato dimettersi e andare a fare il nonno, ma Prodi comunque aveva iniziato un piccolissimo, se vuole, processo di riforma, di quello di cui si parla anche, che sono questi studi di settore, nelle imprese sotto i 35.000 euro, le micro e le imprese individuali, tante che sono in Veneto nel nord-est, io faccio l'architetto, anche la mia, ha beneficiato di questo sgravio. Della famosa contabilità sono stati tolti gli studi di settore, è stata tolta l'IVA, che prima veniva versata trimestralmente, gli studi di settore sono stati tolti. Secondo noi questo è una buona riforma e c'è da andare avanti. Oggi abbiamo un Berlusconi, un governo di centrodestra che dirà che gli studi di settore rimangono almeno fino al 2011-2012. È grave, di fronte ad una crisi così vanno tolti subito. Se non è così, abbiate il coraggio di fare un decreto, come siete stati capaci di farlo per le 5 più alte cariche dello Stato, ed approvarlo in legge nei successivi 60 giorni velocemente, che li tolgano. Non c'è bisogno, gli studi non c'è bisogno di nessun decreto. Subito. Fai l'architetto, non fai il fiscalista. Subito, questo qua è il mio mestiere, non c'è bisogno di decreto. C'è bisogno di velocità, c'è bisogno di velocità.